O bianco o nero vi è offerto da Pasta Zara. Notizie vere o false? Notizie utili oppure notizie che fanno comodo? Noi non lo sappiamo però discriminare. E discriminare è una ottima esercitazione per porci dei dubbi. Tutti noi siamo stati informati delle devastanti conseguenze inquinanti che la Ilva di Taranto sta propinando ai cittadini della zona Tamburi e delle conseguenze sulla salute pubblica che in questo quartiere stanno dando in tributo per il diritto al lavoro. Una domanda, credo, se la siano fatta tutti. Come mai se ne parla soltanto oggi, dopo 40 anni? Fino a qualche giorno fa la Ilva aveva la stessa importanza della parola spread. Come mai solo dopo 40 anni ci accorgiamo che questa fabbrica procura morte? Come mai il quartiere Tamburi e nel quartiere Tamburi si è popolato così notevolmente negli ultimi anni? Chi ha dato i permessi di costruzione? Noi non vogliamo e ne abbiamo la pretesa di svelare i colpevoli per brama di notorietà, ma almeno fermiamoci un attimo a riflettere che purtroppo nel 2012 si muore ancora di lavoro e non soltanto alla Ilva. Lo sapevate che i fornai preparano squisiti prodotti che allietano ogni giorno le nostre tavole, ma le temperature dei forni utilizzati per cuocere possono raggiungere temperature davvero alte, che diventano più pericoloso più il lavoratore vi rimane esposto, senza sufficiente acqua o stacchi. Il troppo caldo può causare veri e propri colpi di calore e svenimenti. Il BLS Report annovera ben 45 morti collegati alla preparazione dei cibi durante il 2011. Lo pensavate che le guide di rafting, gli istruttori di snowboard, escursionisti, capigruppo in viaggi d'avventura sono costantemente esposti a condizioni meteorologiche estreme, compresi colpi di calore e ipotermia, che possono diventare rapidamente fatali in zone isolate. In più, questi lavoratori sono soggetti alle punture di insetto, morsi di serpenti, cadute e annegamenti. La statistica del Bureau of Labor attribuisce 93 morti nel 2011 tra chi si occupa di attività di questo tipo. Ma pensate, chi si occupa delle pulizie si trova esposto a un certo numero di pericoli, compresi agenti chimici, oggetti taglienti, oggetti che cadono e molto altro. L'esposizione ai detergenti può generare attacchi d'asma, irritazione agli occhi, alla pelle, al naso e alla gola e causare disordini della salute sul lungo termine. In tutto 52 addetti alle pulizie sono morti lavorando, secondo la ricerca del 2011 del Bureau of Labor. Gli infermieri e chi si occupa della salute delle persone possono entrare in contatto con una varietà di infezioni e virus mentre svolgono i propri compiti quotidiani. Nonostante siano istruiti su come evitare il contagio, il rischio di contaminazione rimane. Tagli causati da strumenti medici e l'esposizione al sangue dei malati. Sono 54 le morti nel 2011 tra chi svolge questo mestiere a causa di esso. E chi l'avrebbe detto che la persona che falcia il prato dell'azienda una volta alla settimana oppure del proprio giardino corre così tanti rischi? E invece nel 2011 sono morti 167 lavoratori, secondo la statistica del Bureau of Labor. Attrezzi effilati, strumenti pericolosi e cadute accidentali rendono molto più alte della media la possibilità di incidenti su questo tipo di lavoro o passatempo. Ovviamente non si deve pensare a chi pratica la pesca come hobby, ma sulle tranquille rive di un lago, qui si intende chi lavora sui pescherecci in mare aperto, le burrasche e le cadute fuori bordo sono le cause maggiori di incidenti spesso mortali. Cosa facciamo? Non mangiamo più pesce?
oltre al fatto di dover lavorare nel traffico e spostare grandi pesi. Chi raccoglie la nettezza urbana si trova spesso a contatto con rifiuti pericolosi per la salute. Cosa facciamo? Lasciamo le nostre città sporche? Chi fa e ripara tetti deve avere grande dimestichezza con il terreno di gioco. I pericoli più frequenti sono infatti quello di scivolare o perdere l'equilibrio, rischiare di cadere. Si devono inoltre spostare pesi notevoli e il lavoro è duro e molto stancante. E lavorare con l'elettricità, ci sono tanti tipi di lavori, anche quelli più odiosi, che comunque contaminano il nostro io, la nostra voglia di vivere, la nostra depressione di lavoro. Ci dobbiamo accontentare o ci poniamo delle domande o dei dubbi? Gentile pubblico di O Bianconero, benvenuti per quest'ultima puntata targata 2012. Allora abbiamo fatto questa copertina tanto per creare qualche dubbio, anche perché in questi ultimi mesi, insomma, siamo stati attorniati da grandissime notizie. Ricorderemo lo spread circa un anno fa con il primo governo Monti, quando ci avevano fatto vedere sto bubbone spaventoso dove tutti avevamo preso paura e insomma non sapevamo cos'era e tutta la gente sembrava quasi impazzita e sembrava che il giorno dopo dovesse scoppiare la fine del mondo. È un po' come quello che è successo alla Ilva. La Ilva per molti è un'azienda sconosciuta forse, ma non per tutti, per gli addetti ai lavori forse è un'azienda di quelle che ha portato un prodotto interno lordo all'Italia veramente in un contributo essenzialmente potente in questi ultimi 40 anni. Ma certo ci dobbiamo svegliare soltanto oggi, dopo 40 anni, che questa fabbrica inquina. Qualche dubbio ce lo dobbiamo porre anche noi che siamo dei semplici cronisti. In questa copertina abbiamo soltanto determinato alcuni dei lavori che portano e causano malattie, morti o infortuni, ma pensate alle casalinghe. Tutti i giorni nei pronti soccorso sanno meglio di tutti quanti interventi fanno per le donne che cascano dalla scala o coloro che per hobby tagliano una finestra o cercano di fare qualcosa per la loro casa. Insomma, problemi ce ne sono dappertutto e purtroppo morti ce ne sono sempre. Oggi parleremo invece con alcune persone che ne sanno veramente più di noi su quello che è l'acciaieria, su quello che è un prodotto primario per la nostra economia. Tanto salutiamo il signor Francesco Biasion della Bifrangi. Grazie Francesco per essere con noi. E anche Mirko Birollo, tecnico della Bifrangi. Io vorrei subito metterti in campo te come tecnico, no? Penso che subiate un po' e subiamo un po' tutti quelle che sono le contaminazioni mediatiche, no? Succede una cosa del genere, i metalmeccanici sono tutti dei delinquenti, no? Mi viene un po', sai, la caccia alle streghe. A me questo è un tipo di comportamento che mi dà noia, anche perché poi dopo chiederemo anche a Francesco se possiamo veramente farne a meno dell'acciaio oppure no. Non è corretta, secondo te è corretta l'informazione che hanno fatto e che hanno dato ultimamente su questa vicenda? No, sicuramente è un tipo di informazione molto mirata a scopi oscuri, perché dal momento stesso che noi andiamo fuori di casa, ci muoviamo, usiamo l'acciaio, usiamo prodotti sulle nostre auto, sulle nostre biciclette, su qualsiasi dispositivo che andiamo a usare, abbiamo dell'acciaio e abbiamo prodotti creati nelle acciaierie, nelle forgerie, come siamo noi, e per forza di cose sono prodotti che hanno un certo processo. Non esiste un processo pulito, esiste un processo che va controllato. Alcuni alternativi, specie di questi movimenti ultimi che stanno nascendo, no? Prendono un po' per il sedere il fatto che abbiamo bisogno di acciaio, ma non abbiamo mica più bisogno di forchette. Insomma, io credo sia una sciocchezza. Si parla tanto di mettere a posto le scuole pubbliche, di rimettere a norma anche quelle case che sono in pericolo crollo, perché comunque abbiamo capito finalmente che l'Italia è zona sismica. Anche per fare un buon cemento armato mi pare che insomma sia indispensabile l'uso dell'acciaio, oppure possiamo farne a meno. Direi proprio che sono elementi essenziali per la vita di ogni giorno, non solo per l'industria, ma anche per la casa. Sarebbe stato secondo te corretto dire che forse l'acciaio ha salvato più vite piuttosto di quelle che stiamo dando come tributo, pur con tutto il nostro cuore, la nostra partecipazione, la nostra vicinanza? Senza l'acciaio le nostre case crollerebbero, non ci sarebbero le nostre auto e qualsiasi dispositivo che usiamo ogni giorno, sì che l'acciaio fa parte della nostra vita, è un elemento essenziale.
La Bifrangia è un'azienda che tratta l'acciaio, se non sbaglio, no? Molto. Molto. A differenza dalla Ilva lo producono dal materiale, dalla materia prima, quindi c'è una sostanziale differenza. Sì, noi trasformiamo l'acciaio col processo di forgiatura, l'Ilva invece crea il vero prodotto chimico, l'acciaio. Un'altra domanda, se ti incalzo, avere dei prodotti primari, una volta si diceva che l'Italia ha poche materie prime, però siamo dei grandi trasformatori. Per fortuna, altrimenti non avremmo lavoro. Il signor Francesco Biasion, so che è stato premiato, verrà premiato a breve, nel Regno Unito. Secondo te come mai? E soprattutto, è una fesseria o è una cosa seria? Questa è una domanda che andrebbe fatta al nostro sistema politico. Prendere un premio perché un datore di lavoro, un imprenditore crea posti di lavoro all'estero, quando l'Italia sappiamo bene che situazione è, fa molto discutere. Personalmente mi piange il cuore, perché non è la prima azienda che il signor Biasion porta all'estero. Come tecnico mi piange il cuore, perché abbiamo esportato tecnologie che il mondo ci invidia. Abbiamo tecnologie che non esistono in nessun'altra parte del mondo, anche perché abbiamo macchine veramente colossali che permettono la produzione di prodotti impensabili. E tutto questo va all'estero. I miei figli lavoreranno in Italia, stanno crescendo in Italia. Non so dove andranno a lavorare. Questo premio si dà a quelle persone che internazionalizzano molto. Sì, fa molto discutere, però è un premio che è dato. Francesco Biasion, intanto la ringrazio per essere qui. Io la chiamo sempre l'imprenditore, lei è tipo Mauro Corona, tra gli imprenditori mi pare il Mauro Corona degli imprenditori, uno che dice quello che pensa, non ha mezze misure, è una persona molto franca. Allora io dico una cosa, voglio capire se tutto questo gioco della Ilva possa giovare a qualcun altro, non so, o meglio, le faccio una domanda più diretta. C'è qualcuno all'estero che vorrebbe mettere mano su questa mega fabbrica? Sicuramente tutto il mondo troviamo dei concorrenti che sono molto interessati a svilupparsi o in altri paesi o nel portare della tecnologia del nostro paese, portarsela nel loro paese. Qui capire la motivazione di questo accanimento così quasi ingiustificato, perché chiaramente si poteva farlo con dei metodi molto più diciamo semplici e non divulgare l'Italia come un paese che crea solo morte. Invece non è vero, creiamo molto meglio di quello che crea qualsiasi altro paese del mondo, stiamo attenti tutti nelle sicurezze e nell'inquinamento per dare il massimo all'ambiente e soprattutto ai nostri collaboratori che senza di loro non potremo andare avanti. Lei dice questa cosa qua, però credo, continuiamo sul premio che lei riceverà a gennaio nel Regno Unito, o sono stupidi all'estero che prendono il primo che capita in Italia per farci piacere, oppure nell'italiano credono perché ha un grande ingegno, tecnologicamente più preparato, ha delle eccellenze migliori forse di quelle che trovano nel mondo. No, questo viene perché si sono accorti che abbiamo qualcosa da dare anche negli altri paesi al di fuori del nostro, che siamo portati a portare in altre nazioni qualcosa che abbiamo creato di molto importante e che qui da noi non riusciamo più a portare avanti. Invece loro vedono l'opportunità di una crescita futura con le nostre tecnologie, i nostri mezzi. Lei che maglio ha montato proprio nel Regno Unito? No, il maglio l'ho montato negli Stati Uniti. Ecco, a Boston. E invece nel Regno Unito sto montando una pressa a vite, una tra le più grandi di questo genere al mondo, che possono dare sicuramente un sviluppo al paese del Regno Unito, che manca probabilmente. Questa macchina non esiste nel Regno Unito, è l'unica che verrà per prima di questa potenza. Se l'Ilva dovesse andare, non so, alla Germania, no? Sì. La Fiat sarebbe contenta, oppure tutte le case che qui vivono di metalmeccanica? Ma credo che sarà un danno inestimabile. Perderemo non so quanto di competitività rispetto ai nostri concorrenti internazionali,
per diremo di immagine e soprattutto anche perché diciamo che noi siamo inquinanti, creiamo solo malattie e morti, che è un paese da fuggire, non è un paese da poter vivere, è un paese che bisogna assolutamente da abbandonare praticamente. Mirko, prima abbiamo visto sulla copertina di cosa si muore, no? Allora io credo che la cosa peggiore sia quella di sbeffeggiare coloro che muoiono per lavoro. E credo che anche in tanti talk dove facevano i moralisti forse prendevano più per i fondelli loro, i familiari di coloro che erano morti, perché non gliene fregava nulla, se non per orare la propria causa oppure il proprio ego. Io credo che i morti insomma vanno rispettati sia a causa della Ilva, ma anche a causa dell'inquinamento, anche a causa degli infortuni. Abbiamo capito che forse l'Ilva in questo procura meno morti, se andiamo a vedere gli incidenti nella strada sono 6.700 morti all'anno, però nessuno fa nulla, non è che domani mattina diciamo chiudiamo tutto, basta, non si va più in macchina. L'acciaio abbiamo detto è una componente importante per un mondo moderno, insomma, questo è di fatto, possiamo cambiare anche la tecnologia delle macchine a ibride elettriche, però mi pare che i ferrodi, i dischi, queste cose qua le facciate voi come le fanno anche altre fabbriche di metalmeccanica, no? Le componenti. Sì. Penso che il processo per trasformare l'acciaio, nel nostro caso, sia un processo molto complesso che richiede macchine complesse e grandi, di grandi dimensioni. Il compito dell'industriale, del ricercatore, come magari è il mio caso, e dell'industriale come del signor Biasion, sia quello di ottimizzare e salvaguardare questi sistemi complessi. Sinceramente non ho mai sentito il signor Biasion che quando ammoderna, protegge, mette in sicurezza queste macchine, dice no, lascia perdere perché tanto quella persona può morire. Sono discorsi fasulli, non è vero. L'importanza da parte di un titolare, di un industriale, è quello di mettere in sicurezza, salvaguardare il lavoro del suo operatore, anche perché c'è un rendiconto su questo. Se una persona lavora bene, lavora in sicurezza, ha una certa produttività. Se non c'è questo, signori miei, non si produce. È vero, Francesco, che inquinare costa? Molto anche all'imprenditore. Cioè un imprenditore sano, che sa fare l'imprenditore, la prima cosa che fa, credo che... è togliere l'inquinamento, perché è un'economia. Per esempio, per inquinare meno si cerca di usare meno energia, perché produrre l'energia sappiamo che bisogna produrla o col carbone o con quant'altro, addirittura... Noi qua stiamo inquinando oggi, col nucleare e così Noi via. qua oggi stiamo inquinando anche con queste luci, vogliamo ricordarlo. Chiaramente che stiamo inquinando con queste lampade. Quindi il mio compito, che come sanno i miei tecnici, è sempre quello di ridurre il consumo, e ne ho fatto tanta riduzione di consumi nei nostri impianti, e soprattutto anche sulle lubrificazioni, sui materiali che si usano per lubrificare le parti di movimento. Lì ho ridotto moltissimo questi prodotti per evitare l'inquinamento, perché dopo bisogna, quando che si usa questi lubrificanti, bisogna anche smaltirli, meno ne consumiamo, meno dobbiamo produrne, quindi meno inquiniamo per produrli. Anche chi produce questi componenti lubrificanti o detersivi o quant'altro che serve per pulire, per qualsiasi altra cosa. Meno consumiamo e meno inquiniamo, e questo è il nostro compito come industriali. In una società moderna, adesso vorrei fare un paragone, che poi mi rispondete tutte e due se avete piacere. Mi pare che l'acciaio della Cina sia il migliore al mondo, o sbaglio? Uno tra i migliori al mondo, oppure non è vero? No, non vedo che la fai... Non sono d'accordo. Non è d'accordo, no? E lei, Francesco? No, chiaramente la Cina ha imparato soprattutto o dagli Stati Uniti o dall'Europa per fare questi prodotti. Questa è la prima domanda che poi segue la seconda. Per avere le migliori materie prime. Loro stanno diventando competitivi, ci danno filo da torcere nel mercato, questo sì, perché stiamo non solo comprando i prodotti, ma portiamo lì la tecnologia per fare i prodotti che importiamo. Quindi il mercato si porta tutto in questi paesi dove c'è la libertà assoluta di produrre e di costruire qualsiasi cosa, e non hanno le normative così ferree e inutili che molte volte sono
fatte da persone poco competenti, queste normative, che non ne tengono conto realmente quello che fa un'azienda. Loro hanno le loro idee, come un burocrate non può essere un tecnico e non può capire se una cosa è veramente inquinante o no. Loro l'hanno in mente così, che siamo inquinanti per partito preso, no, siamo assolutamente inquinanti e basta, senza sapere perché. Guarda, se mi permetti una cosa, un appunto su quello che ha detto il signor Francesco, è questo. Se un'azienda come la nostra si accontentasse di comprare le macchine, usarle e basta, forse non sarebbe competitiva, perché come noi compriamo le macchine per forgiare, il cinese può comprarle anche lui tanto quanto noi. Però lo sforzo che dobbiamo fare e che stiamo facendo non gratuitamente è quello di fare innovazione su queste macchine. Come diceva prima, macchine che tradizionalmente non sono studiate per non inquinare. È una questione secondaria. L'industriale, in questo caso il signor Biasion, ha investito tempo e ricerca con un bel gruppo di persone per risolvere queste problematiche, per ridurre l'inquinamento e aumentare le prestazioni. Non possiamo pensare di fare concorrenza alla Cina, non abbiamo nessun mezzo per farlo. Possono comprare le nostre macchine, possono imparare da noi. Quello che stiamo puntando noi come azienda è l'innovazione, creare qualcosa di più. Facciamo allora una cosa un po' parallela. Allora, oggi noi siamo tutti quanti del materiale tessile, per dare un paragone alla signora Maria che ci guarda da casa, perché capisco bene che parlare di altiforni è un po' indigesta come discussione, anche perché poi mi piacerebbe un giorno, anzi io lo farò dopo la domanda, Francesco, se basta un interruttore per spegnere un altiforno, no? E poi dopo riaccenderlo e riparte, ma tra poco gliela faccio questa domanda. Però abbiamo visto che in Cina ci sono delle concerie a ciel sereno, concerie dove si concia la pelle, dove ci sono i coloranti per i vestiari, quei bei vestiti che noi vediamo anche nelle boutique qua, con Made in Cina, ecco, sono delle vere e proprie concerie a cielo aperto. Forse da qua a 20-30 anni la Cina dovrà fare conti con il grave inquinamento che si stanno autosubendo, però chiaramente con dei costi irrisori, e quindi loro della salute evidentemente dei loro concittadini non gliene frega nulla. Ecco che a questo punto invece in Italia, con le normative serie, sono anche contento, insomma bisognerebbe appellarsi al diritto del lavoratore. Qua dovrebbe succedere che l'ONU tutta si mettesse in piedi e cominciasse a dire il diritto del lavoratore cinese deve essere identico a quello italiano, come a quello tedesco, quindi queste cose non le potrebbe più fare. Ma non siamo neanche tutti latti su quello che compriamo ogni giorno, perché non è solo una questione di produrre un vestito, un macchinario, un dispositivo che usiamo ogni giorno, è stato prodotto inquinando, non è solo quella la questione è che anche il prodotto stesso è inquinante, non rispetta certe regole e comunque è venduto normalmente in tutti i negozi che abbiamo attorno a noi. Il brand di aziende che usano prodotti con l'acciaio, con zinco, insomma, ci sono, mi viene in mente alcune marche, la Mercedes si accontenta oppure prende prodotti di seconda ordine, oppure ha un brand e ha anche una ricerca piuttosto severa? Beh, certamente queste case usano il massimo della tecnologia e del prodotto che trovano nel commercio, indipendentemente di quale paese possa essere costruito un prodotto, basta che sia il massimo della qualità, perché possono, se è il massimo della qualità il prodotto cinese, vanno a comprarlo in Cina, se la massima qualità è in Europa lo comprano in Europa, e chiaramente queste case per la sicurezza dell'auto sicuramente non lasciano perdere la qualità, è la prima cosa che ci tengono anche queste case produttrici di montare dei componenti di estremissima qualità e controllo tecnologico del prodotto. Voi per esempio nella vostra fabbrica ho visto che fate dei dischi, degli spingidischi, adesso non so esattamente... Mozzi ruota o ingranaggi per ecco, l'auto. Che aziende fornite? Beh, tutte le case automobilistiche internazionali, adesso non sto qui a parlare di tutti i nomi, ma diciamo che se in tutto il mondo abbiamo 20 case automobilistiche, almeno 15 le forniamo, quindi siamo presenti in tutta l'area mondiale. Cosa vuol dire questo in termini di prodotto interno lordo? Io sto pensando alla scommessa che stiamo perdendo quando sento che la Bifrangi estende giustamente, internazionalizza Regno Unito, Boston, America,
tutta questa eccellenza in Italia cosa vorrebbe dire secondo voi se potessimo accedere con meno burocrazia e meno perditempo? Beh, penso che il signor Biasion, se avesse potuto costruire queste aziende intorno alla Bifrangi, sarebbe molto orgoglioso, perché è un lavoro che è visionato da tutto il mondo, possiamo portare, i nostri prodotti vanno in tutto il mondo, sicché a crescere vicino a casa, dove può vedere la sua realizzazione, sia solo motivo di soddisfazione. Portare all'estero queste aziende non è cosa facile, non è piacevole neanche da gestire, perché comunque uno non può toccare direttamente quello che ha creato. Comporta spostamenti e costi per l'azienda. Diversamente, come indotto, abbiamo sempre meno posti di lavoro. Ma quali sono le difficoltà qua, reali, in Italia? Lasciamo perdere i comuni, perché sappiamo già la storia, ma in Italia creare un'azienda che funzioni, un'azienda con un brand così alto, quali sono le difficoltà? Beh, prima di tutto ti dicono sempre vieni da noi che ti diamo le licenze, sei un benvenuto se porti lavoro. Dopo, quando stai chiedendo l'autorizzazione per creare un immobile o un sito per inserire questi impianti, incomincia domande, carte bollate, tecnici, fare devi chiedere consulenze a 360 gradi e passa i mesi, passa gli anni, e non ti danno mai una risposta a dire sì, il tuo progetto può essere iniziato. Il Regno Unito quando ci è impiegato a mettere sulla fabbrica? Loro ci hanno detto, quando porti il progetto, dopo 3 mesi tu hai l'inizio lavori. Ho portato la mia documentazione, il progetto, e noi dopo 90 giorni noi abbiamo iniziato a costruire. E in più mi pare che abbiate avuto anche un benefit, insomma, vi hanno accolti anche con... Tra l'altro io sono rimasto meravigliato che mi è arrivato una lettera del console italiano e dal governo inglese, del Parlamento inglese, che un ministro inglese viene a Milano e che ci sarà anche, qui su questo invito, ci sarà anche Passera per darmi un attestato di premiazione per questo mio investimento all'estero. Beh, io non vorrei essere nei panni di Passera quel giorno, perché insomma è un po' contraddetta la cosa, è vero? In qualche maniera mi fa un po' vedere premiare un uomo che va all'estero ed è potenza comunque in realtà. Lui ha parlato di 3 mesi e ha iniziato a lavorare. Vogliamo far capire alla gente con parole semplici cosa vuol dire avere un'acciaieria? No, la spina dorsale è un po' dell'economia italiana, se non mondiale, perché comunque è la spina dorsale. Un'acciaieria intanto ogni giorno che perde migliaia e migliaia di euro, sbaglio? No, è corretto. È corretto. Quindi se 3 mesi sono giusti, 3 mesi e un giorno vuol dire che quel giorno comincia già a rimetterci l'azienda se non produce. Sicuramente. Ho ragiono bene? Beh, adesso non parliamo di un'acciaieria perché fattura milioni al giorno, non migliaia di euro. Invece noi siamo trasformatori dell'acciaio, come vediamo nei filmati. Questo è un lavoro molto più semplice, non facciamo l'inquinamento dell'acciaieria, facciamo solo un riscaldo, che è una cosa abbastanza... Non è neanche vapore acqua, perché riscaldiamo a energia elettrica, quindi non abbiamo né gas né altri carburanti per riscaldare, e che quindi facciamo dei fumi. Non facciamo niente perché viene scaldato solo attraverso dell'energia elettrica, quindi è pulitissimo. Sa cosa sto facendo? Io sa che ho smesso di fumare, signor Francesco, e come buon fumatore sto facendo molta fatica, però ricollegandomi alla sua azienda, che ho visto tanto vapore acqueo, perché comunque... Sì, dopo si mette dell'acqua per raffreddare, è chiaro che... Io ho iniziato a fumare queste sigarette qua, che sono come le sigarette, ma è vapore acqueo. Sì. No, non sono sì, ho visto dannose. Alcuni in questo periodo che fanno questo. Per cui voglio dire, bisogna anche cominciare a pensare in maniera diversa da come siamo abituati. Tornando al discorso di prima, che a me interessa molto questo dei 3 mesi, perché anche sul caso dell'Ilva dicono spegniamo e poi dopo, una volta che abbiamo spento, e purtroppo quello che mi fa rabbia, l'ho sentito da giornalisti molto più importanti del sottoscritto, si spegne tutto perché bisogna spegnere tutto
e poi dopo, semmai dopo, riavviare. Qualcuno ha detto forse è meglio in work in progress, man mano che lavoriamo cerchiamo di adattare, perché la Ilva non era che era inquinante, perché mi pare nei protocolli era tutto abbastanza in ordine, cioè non è venuta fuori adesso tutta sta burlona, cioè sta cosa qua grave, però si può lavorare anche man mano che si riattivano determinate cose, ma cosa vuol dire spegnere un altoforno o una acciaieria che trasforma, cioè proprio che mi trasforma dalla materia prima, dai minerali all'acciaio? Cosa vuol dire spegnere un interruttore e farla? Noi spegnere l'interruttore per noi è facile, per un'acciaieria è quasi impossibile, vuol dire chiuderla per sempre. Perché quando un altoforno, quando si spegne bisogna rifarlo totalmente, perché si degrada tutta la parte raffrettaria, cioè dei componenti che devono rimanere sempre in esercizio, non si possono assolutamente spegnere, perché dopo bisogna rifarlo e non è, dopo una volta fermata una cosa così, costa 10 volte tanto a riaprirla. Invece certi interventi farli durante, come che ho fatto io nella mia vita, sono nato con una piccola forgia che inquinava sicuramente molto più, benché era piccola, inquinava più allora, che adesso è 10, 20 volte, 30 volte più grande, inquina probabilmente meno ora, perché durante il periodo sempre si migliora, le tecnologie, l'impiantistica viene continuamente sempre migliorata. Quindi una Ilva chiusa sarebbe un fallimento. Venendo chiusa, le maestranze e quant'altro le lasci a casa finché la chiudi, dopo per riprenderle e metterle ancora in efficienza, queste persone, capire tutte le innovazioni che sono state fatte così di colpo, diventa un trauma, diventa una cosa quasi impossibile da ripartire, è come partire da zero. Se non addirittura da sotto zero, perché da smantellare. Dopo c'è il costo di smantellamento naturalmente. Ma non solo, ma anche, volevo fare un esempio sull'importanza della qualità dell'acciaio. Noi ogni giorno andiamo via in macchina, la Bifrangi trasforma l'acciaio in un forgiato che va a finire come un mozzaruota. I nostri prodotti sono prodotti che devono avere una garanzia a vita, perché non si è mai sentito che dopo 10 anni vai per strada, perdi la ruota dell'automobile, ti ammazzi. No, sono prodotti di altissima qualità che devono essere garantiti a vita. Tutta una vita. Sicché un'Ilva che fornisce un acciaio scadente vuol dire che va a minacciare tutte le persone che vanno ad esempio via in auto, non è o in treno, o in treno, nave, o in aereo. Ne parliamo dopo la pubblicità su questa cosa qua. Pubblicità. Vi presento la pizza Maranello, riconosciuta dallo stesso comune come testimonial della rossa più amata del mondo. Creata coi prodotti tipici della loro terra, l'aceto balsamico tradizionale, la coppa stagionata di Maranello e la mozzarella di bufala. Viva la Ferrari! Prink, negozio specializzato in cartucce per stampanti, carte comuni e speciali. Montaggio di stazioni di inchiostro per un risparmio davvero sorprendente. Fotoprink, ordina comodamente da casa tua e ritira in negozio. Stampa le tue foto online e aderisci alla campagna Print Card, più punti, più premi. Colora la tua vita con Prink. Siamo in Viale Venezia 73 a Bassano del Grappa. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. A 6 chilometri da Bassano del Grappa troverai il fascino e l'emozione di un sogno all'hotel ristorante I Cavallini. Il ristorante dotato di 60 coperti è in grado di ospitare cene private, cene d'affari e incontri di lavoro o ricorrenze in genere. L'hotel ristorante I Cavallini dispone di 15 camere di recente ristrutturazione per una ospitalità ad alto livello. Hotel ristorante I Cavallini. L'eleganza, l'armonia e lo stile sono accompagnati da un raffinato servizio.
Hotel Ristorante I Cavallini, via Trento, Solagna Vicenza. Ben rientrati in piazza, gentile pubblico di O Bianco o Nero. Abbiamo detto quest'ultima puntata l'abbiamo fatta all'insegna della speranza e dell'informazione. Abbiamo detto tutti, adesso quanti di voi, sotto le vacanze di Natale, sicuramente avranno anche prenotato una crociera. Insomma, le crociere in questi ultimi anni hanno avuto veramente un impatto importante. E allora io stavo pensando adesso provocatoriamente, anzi perdonatemi se faccio anche un po' la figura del giullare, ma ogni tanto bisogna fare anche la figura degli stupidi per far capire alla gente esattamente dove stiamo, e quindi lo faccio volentieri. Possiamo costruire, secondo voi, una bella nave da crociera in materiale plastico e poi non mi dite o in zinco, così, che so che mi pare che si inquina anche di più con lo zinco? Cioè si può fare? Assolutamente no. Perché, dai? Tecnicamente ci sono problemi insormontabili, anzi ti dirò di più. Basterebbe solamente non pensare a una nave in acciaio o in plastica, basterebbe solamente risolvere il problema del motore. Risolto quello, avremmo già risolto tanto. Pensare di farlo con materiali alternativi se non l'acciaio è praticamente e tecnicamente impossibile. Quindi saremo costretti sempre ad essere così tardivi, retrivi, da usare sempre l'acciaio? Direi proprio di sì. Cioè proprio non se ne scappa? Forse fra 200 anni, se ci sarà qualche miracolo chimico, potremmo forse pensare. Attualmente, oggi, nel prossimo futuro, sicuramente no. Allora io a certe persone, Francesco, vorrei fare questa domanda, no? Vuoi una vita, chiaramente ogni tipo di lavoro abbiamo capito che dà un tributo, anche viaggiare in macchina abbiamo capito che a volte il tributo dei viaggi in macchina si può fare la somma, sono ragazzini che muoiono, che quelli veramente sono evitabili, no? 18, 19, sì. Non ci preoccupiamo forse delle stragi del sabato sera, che abbiamo una gioventù inquinata, alcolizzata, e ci preoccupiamo di queste cose che poi dopo, senza il lavoro, credo che si tolga anche la speranza di avere una famiglia che possa anche educare i figli. È tutto un ciclo. Io credo che un dipendente da lei possa accedere a un mutuo di una casa se sa che ha un lavoro sicuro e serio che lo potrà portare a pensione. Se vogliamo tornare indietro di qualche migliaia di anni, non lo so, è possibile anche tutto questo, ma però credo che la vita si è allungata, credo che qualche migliaio di anni fa la vita media non arrivava neanche, penso, ai 50 anni. 30, 35, 40 anni. 40 anni. Ora siamo arrivati all'incirca vicino agli 80, credo che queste tecnologie e questo benessere, nonostante tutto questo grande inquinamento che ne parla così tanto, dei magistrati che non riesco a capire cosa hanno in mente di fare, dove vogliono portarci e cosa significa tutto questo. Se la vita si allunga di così tanto, in così poco tempo, e pensiamo che tutta questa tecnologia per migliorare il nostro tenore di vita, il nostro benessere, porta alla morte, che invece vediamo che i risultati sono tutto diversi, non riesco proprio a immaginare dove c'è il motivo. Io invece riesco a immaginare una cosa, io ricordo 40 anni fa, io arrivo da Torino, 40 anni, 50 anni fa, c'era la Fiat Ferriere, dico anche Corso Umbria per essere molto via Livorno, Corso Umbria, dove c'era gli altiforni, Fiat Ferriere, e la Michelin, insomma, era un lungo tunnel nero di fuliggine, dove veramente il cielo era sempre grigio. Io ricordo una canzone di Gipo Farastino che c'è a Torino, al Turin, è sempre al cielo grigio, no? Cioè sempre grigio, non vedevamo mai il sole. Ecco, in 40-50 anni le cose sono cambiate. Una domanda però te la devo fare, vorrei che tu rispondessi con franchezza, con la stessa franchezza io ti faccio la domanda. Ma perché invece di andare a rompere le balle dove c'è della possibilità di creare posti di lavoro, progresso, chiaramente compatibile con l'essere umano, che mi pare che qua non ci piova, ma gli stessi magistrati non vadano a perseguire coloro che i rifiuti tossici li buttano in mezzo al mare, coloro che hanno lasciato proprio vicino a Taranto una ex fabbrica che è completamente allo sbando, dove dentro c'è di tutto e di più, dove le falde veramente del mare stanno cedendo
contro questa ex fabbrica in disuso da tanti anni, dove sta creando ancora più problemi, anzi 100 volte superiori alla Ilva per il proprio abbandono. Perché non andiamo ad attaccare i comportamenti, quei sindaci, quegli assessori, quei politici che hanno permesso tutto questo? Con tutta sincerità penso che sia una questione di facilità. È molto più facile attaccare il piccolo industriale, la media impresa, la persona singola, l'artigiano, che non attaccare il grande gruppo, che per la maggior parte delle volte non è un gruppo guidato da un industriale, ma solitamente è guidato dalla politica. E anche nel caso dell'Ilva, se vogliamo fare l'esempio, è molto politicizzata. E quindi è molto più facile attaccare il piccolo che non il grande, è una regola che domina il mondo da sempre. Noi continuiamo a denunciare che dietro questi tipi di informazioni c'è un'informazione che viene negata, ed è l'informazione di quello che si potrebbe fare per colpire coloro che veramente deturpano e violentano il nostro ambiente. Camorra, mafia, Sacra Corona Unita, 'Ndrangheta, che hanno in mano il monopolio delle scorie, di tutte le schifezze possibili e immaginabili, e che ne fanno un uso indiscriminato, inquinano ogni dove, senza mai avere una certificazione. Io spero tanto che nelle prossime votazioni andiamo veramente a votare delle persone che abbiano un po' di cervello e che ci dimostrino che c'è una strada diversa da percorrere, che sia da abbandonare la strada veramente clientelare che abbiamo vissuto fino ad oggi, perché poi io credo che un imprenditore, il primo pensiero, Francesco, sia quello di avere una compatibilità anche importante con le proprie maestranze. Io so che lei tante volte la prendono in giro, tra virgolette, la scambiano per l'ultimo degli operai della sua fabbrica. Lei ha questo rapporto molto forte, molto addirittura veramente fisico con le sue maestranze. Certamente, per capire le problematiche di un'azienda e per capire le problematiche che hai i tuoi collaboratori, devi lavorare insieme, devi essere in qualsiasi punto della tua produzione, dei tuoi ambienti e vivere per capire se l'ambiente è sano o insalubre o quant'altro. Se vivo io, dico, vive anche l'operaio, se vivo insieme, io ho 75 anni, tra poco. Fai anche le gran fondo? E vado in bicicletta, corro e quindi vivo. E l'ho creata l'azienda lavorando con le mie mani e fisicamente da piccolo, da quando che avevo 6 anni che il papà mi portava in officina, e quindi, ma che allora era inquinante perché si lavorava col carbone, quindi io ero a stretto contatto a quell'età col minerale, con la forgia, il carbone che mi veniva in bocca è peggio che un accanito fumatore. A quell'età avrebbero al giorno d'oggi messo in galera mio padre e non sarebbe neanche più lasciato venire fuori per la violenza che mi avrebbe fatto, ma io mi piaceva stare lì, era normale. Il papà, ero così felice di essere accanto, e quindi questo per me è stata la mia esperienza di vita, dove che mi ha fatto veramente innamorare del mio lavoro, perché solo con questo contatto diretto da piccolo ho amato la mia professione, il mio lavoro, la mia esperienza. Cos'è che non va ora? Abbiamo delle persone che non hanno lavoro, questa crisi sappiamo che ci porterà a dei tempi molto più duri di quelli che abbiamo avuto fino adesso. Abbiamo questa voglia di fare ecologia, meno inquinamento e quant'altro. Perché tutte queste persone non facciamo come faceva una volta, le mettiamo invece che mantenerle a casa gratuitamente, che si ammalano dai pensieri che hanno in testa per non avere un lavoro, non le mettiamo a pulire tutta quella spazzatura che abbiamo lungo queste strade comunali, tutte queste buche nelle strade che andiamo a rischio correndo o in bicicletta o in moto o in macchina a entrare dentro e ammassarsi. Perché non mettiamo a disposizione questa gente che gioirebbero a avere un impegno a essere motivati a fare qualcosa di utile? Ma c'è il patto di stabilità, i comuni non hanno e quindi soldi. Avrebbero anche un motivo di dire: mi sono guadagnato la pagnotta di pane oggi con il mio sacrificio e ho dato un contributo al bene del paese, per la pulizia. Guardi Francesco, io le do alla sua domanda, le voglio rispondere, io sono un politico in questo momento, no?
E poi dopo le rispondo da politico, ma poi dopo le rispondo pure da cronista. Il politico direbbe: c'è il patto di stabilità, non ci sono i soldi, non abbiamo la possibilità di poter fare queste opere. E invece io da cronista dico: però fin quando abbiamo gli stessi soldi da arricchire il papà e il figlio del consigliere comunale, il consigliere regionale, eccetera, eccetera, arriviamo a non avere i soldi per queste cose, perché il suo non è che sia un pensiero da matti, è un pensiero che si potrebbe attuare anche domani mattina, però credo che la poca volontà, anzi forse coloro che ci guidano non hanno ancora ben capito che forse la fiera sta finendo, perché comunque la gente comincia anche in rete a discuterne tutti i giorni di queste cose qua, cioè oramai è finito il momento in cui le cose non si sapevano. 20 anni fa Bossi nella sua leggera ignoranza lo hanno perdonato, il figlio dopo 2 anni di rete lo hanno saccagnato e lo hanno messo da parte, voglio dire, oggi c'è una comunicazione ben diversa. Sì, però vorrei farti notare una cosa. A oggi io non ho mai visto un politico all'interno della nostra azienda che viene a visitarci e fa i complimenti al signor Biasion. Ho sempre visto politici esteri che arrivano a fare complimenti, che arrivano a fare inviti, che fanno premiazione. A oggi io non ho mai visto nessuno, questa è la realtà. Dubito che ci sia una vera spinta all'innovazione. Bene, ma noi con questa trasmissione stiamo caldeggiando questo, e poi dopo quello che pensano gli altri. Insomma, specie certi politici ce ne frega poco. Siamo in chiusura e io voglio farti una domanda proprio a te. Io voglio capire cosa è successo un giorno nella vostra, ma credo che succeda spesso, che quando arriva qualcuno per fare degli affari vuole parlare così col Parun, come succedeva anche in Lombardia, no? È sempre il Parun, no? Io so che c'è un aneddoto che a me ha divertito tantissimo. Me lo vuoi raccontare di questo personaggio che poi aveva capito poco dalla vita? Beh, come hai detto tu, la nostra azienda è qualcosa di anomalo. Anomalo, sì. Bisogna andare a vederla. Anomala, anche la persona che la dirige è una persona anomala. Anomala, sì. E cosa succede? Succede che molto spesso quando rappresentanti decidono di proporre i loro prodotti all'interno della nostra azienda, vedono questa struttura enorme con un alto numero di dipendenti, con attrezzature e dispositivi futuristici, si aspettano di trovarsi davanti il Presidente della Repubblica tirato in pompa magna, irraggiungibile, il mega Presidente galattico. Solitamente cominci a parlare, questa persona tutta tirata, abbronzata, arriva e comincia... Cioè arriva lo sborone, arriva in pratica nelle vostre case. Il 90% delle volte. Cioè il tipo lampadato... Cominci a parlare e poi vicino a te si siede una persona che invece è vestita in maniera del tutto normale, talvolta con qualche macchia d'olio perché, come diceva prima, effettivamente va a lavorare con i dipendenti e queste persone ti guardano e dicono: ma chi è questo che si siede? Come si permette? E continuano a parlare infastiditi. In modo particolare questa persona che ti avevo raccontato comincia a farmi dei gesti e fa: ma questo cosa vuole? Quasi con complicità, come dire, sono cose tra persone serie. E questo continuava a parlare, io non ho detto: guardi che è il titolare, l'ho lasciato parlare. A un certo punto il signor Biasion mi fa: Mirko, guarda che questo sta raccontando una montagna di frottole, mandalo via. E questo che fa: ma come si permette questo a dirmi una cosa del genere? E ho detto: guardi che è il titolare. Questo ha cambiato colore, è diventato cosa bianco, c'è da ridere, Francesco? Scusa. Cosa c'è da ridere? Questa è cattiveria. È cattiveria, come dire, io sono Zorro, sono Superman, però è fantastica. Succede spesso. Ecco, voi avete una mensa straordinaria alla Purtroppo Bifrangi. sì, si vede, penso. Cioè, una mensa straordinaria dove tutti mangiano e fate pagare un casino di soldi ai vostri operai, o sbaglio? Io non ho mai pagato un centesimo. Quanti sono gli operai vostri? Oltre 400. Quindi 2 turni? 3 turni. 3 turni, quindi da mangiare per 3 turni? Sì. Gratuitamente? Mi viene da chiedere: ma scusa, ma lei non ci perde soldi? Ma no, è una soddisfazione a dare da mangiare, qui vediamo anche le immagini. Cioè non è una cucina normale questa, no, è una cucina da crociere. Sicuramente sì, i materiali sono sicuramente di primissima qualità e è la mia soddisfazione di dare dei prodotti sani, perché devo dare ai miei collaboratori l'esempio di mangiare sano. Lei mangia quello che mangiano i suoi collaboratori? Certo. È un esempio che devo dare
devono mangiare sano, perché mangiare sano vuol dire star bene, non è il lavoro che fa male, è il cibo che fa male, e quindi mangiando sano uno vive bene e il lavoro fa bene come il cibo. Mirko, io non so cosa dire di questo personaggio. Io ho voluto fare questa trasmissione, me ne assumo tutte le responsabilità di cosa ho detto, perché credo che questi siano personaggi da esportare e avere orgoglio intanto di conoscerli, perché essere orgogliosi della parte migliore che può esprimere il mondo del lavoro in questo caso. E tu Io direi che più da esportare sono personaggi da importare. Che qua oramai li vogliono esportare. Penso proprio di sì, che sia proprio questo il vero problema. E che persone che effettivamente vogliono creare, che creano con i fatti, non con le parole, sono sempre più malvisti e attaccati. Mirko Birollo, io ti ringrazio per essere stato con noi, per questo aneddoto che a me fa morire tutte le volte che povero, non vorrei essere stato nei panni di quel lampadato rappresentante, però un po' se lo è meritato, perché mio socio mi ha sempre insegnato una cosa: guarda che non sai mai con chi hai a che fare, quindi tratta tutti bene, sii tu umile, perché alla fine non sai mai chi è dall'altra parte, e tante volte dall'altra parte possiamo trovare un certo Francesco Biasion, caporale, anzi capo di questa mega fabbrica, che fanno il filo tutti quanti. Sono un lavoratore come gli altri. E io la ringrazio da lavoratore a lavoratore. Buonasera, grazie, e buon rientro buonasera nelle a vostre tutti. case. Auguri di buon Natale. Grazie, auguri a tutti, buon Natale. O bianco o nero vi è stato offerto da Pasta Zara.